Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel credo noi diciamo credo alla Chiesa una. Professiamo cioè che la Chiesa è unica e questa Chiesa è in sé stessa unità. Ma se guardiamo la Chiesa cattolica nel mondo, scopriamo che essa comprende quasi 3.000 diocesi sparse in tutti i continenti, tante lingue, tante culture. Qui ci sono vescovi di tante culture diverse, di tanti paesi, ma c'è il vescovo dello Sri Lanka, il vescovo della Sudafrica, un vescovo dell'India, e tanti ci sono qui, dell'America Latina, la Chiesa è sparsa da tutto il mondo. Eppure le migliaia di comunità cattoliche formano un'unità. Come può avvenire questo? Una risposta sintetica la troviamo nel Catechismo della Chiesa Cattolica, che afferma: la Chiesa Cattolica sparsa nel mondo ha una sola fede, una sola vita sacramentale, un'unica successione apostolica, una comune speranza, la stessa carità. È una bella definizione, è chiara, ci orienta bene. Unità nella fede, nella speranza, nella carità. Unità nei sacramenti, nel ministero. Sono come pilastri che sorreggono e tengono insieme l'unico grande edificio della Chiesa. Dovunque andiamo, anche nella più piccola parrocchia, nell'angolo più sperduto di questa terra, c'è l'unica Chiesa. Noi siamo a casa, siamo in famiglia, siamo tra fratelli e sorelle. E questo è un gran dono di Dio. La Chiesa è una sola per tutti. Non c'è una Chiesa per gli europei, una per gli africani, una per gli americani, una per gli asiatici, una per chi vive in oceani. No, è la stessa ovunque. È come una famiglia, si può essere lontani, sparsi per il mondo, ma i legami profondi che uniscono tutti i membri della famiglia rimangono saldi qualunque sia la distanza. Penso per esempio all'esperienza della Giornata Mondiale della Gioventù a Rio de Janeiro. In quella sterminata folla di giovani sulla spiaggia di Copacabana si sentivano parlare tante lingue, si vedevano tratti del volto molto diversi tra loro, si incontravano culture diverse, eppure c'era una profonda unità, si formava un'unica Chiesa, si era uniti e lo si sentiva. Chiediamoci tutti: io come cattolico sento questa unità? Io come cattolico vivo questa unità della Chiesa? Oppure non mi interessa perché sono chiuso nel mio piccolo gruppo o in me stesso? Sono di quelli che privatizzano la Chiesa per il proprio gruppo, la propria nazione, i propri amici. È triste trovare una Chiesa privatizzata per questo egoismo e questa mancanza di fede. È triste. Quando sento che tanti cristiani nel mondo soffrono, sono indifferente o è come se soffrisse uno di famiglia? Quando penso o sento di dire che tanti cristiani sono perseguitati e anche danno la vita per la propria fede, tocca il mio cuore questo
non viene a me. Sono aperto a quel fratello o a quella sorella della famiglia che sta dando la vita per Gesù Cristo. Preghiamo gli uni per gli altri. Vi faccio una domanda, ma non risponderla a voce alta, soltanto nel cuore. Quanti di voi pregate per i cristiani che sono perseguitati? Quanti? Ognuno si risponda nel cuore. Io prego per quel fratello, per quella sorella che è in difficoltà, per confessare e difendere la sua fede. È importante guardare fuori dal proprio recinto, sentirsi Chiesa, unica famiglia di Dio. Facciamo un altro passo e domandiamoci, ci sono delle ferite a questa unità? Possiamo ferire questa unità? Purtroppo noi vediamo che nel cammino della storia, anche adesso, non sempre viviamo l'unità. A volte sorgono incomprensioni, conflitti, tensioni, divisioni che la feriscono e allora la Chiesa non ha il volto che vorremmo, non manifesta la carità, quello che vuole Dio. Siamo noi a creare lacerazioni e se guardiamo alle divisioni che ancora ci sono tra i cristiani, cattolici, ortodossi, protestanti, sentiamo la fatica di rendere pienamente visibile questa unità. Dio ci dona l'unità, ma noi spesso facciamo fatica a viverla. Occorre cercare, costruire la comunione, educare alla comunione, a superare incomprensioni e divisioni, incominciando dalla famiglia, dalle realtà ecclesiali, nel dialogo ecumenico pure. Il nostro mondo ha bisogno di unità. È un'epoca che noi tutti abbiamo bisogno di unità. Abbiamo bisogno di riconciliazione, di comunione e la Chiesa è cassa di comunione. San Paolo diceva ai cristiani di Efeso, io dunque, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto, comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda nell'amore, avendo a cuore di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. Umiltà, dolcezza, magnanimità, amore per conservare l'unità. Queste sono le strade, le vere strade della Chiesa. Sentiamole una volta in più. Umiltà contro la vanità, contro la superbia, no, umiltà, dolcezza, magnanimità, amore per conservare l'unità. E continuava Paolo, un solo corpo, quello di Cristo che riceviamo nell'Eucaristia, un solo Spirito, lo Spirito Santo che anima continuamente e ricrea la Chiesa, una sola speranza, la vita eterna, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio, Padre di tutti. La ricchezza di ciò che ci unisce, quella è una vera ricchezza, ciò che ci unisce, non ciò che ci divide, quella è la ricchezza della Chiesa. Ognuno si chieda oggi, io faccio crescere l'unità in famiglia, in parrocchia, in comunità, o sono un chiacchierone, una chiacchierona? Sono motivo di divisione, di disagio?
ma voi non sapete il male che fa alla Chiesa, alle parrocchie, alle comunità, le chiacchiere, ma fanno male, le chiacchiere feriscono, ma un cristiano, ma prima di chiacchierare deve mordersi la lingua, Sì o no? Mordersi la lingua. Quello ci farà bene, perché la lingua si gonfia e non può parlare e non può chiacchierare. Ho l'umiltà di ricucire con pazienza, con sacrificio, le ferite alla comunione. Infine, l'ultimo passo, più in profondità, e questa è una domanda bella: chi è il motore di questa unità della Chiesa? È lo Spirito Santo, che tutti noi abbiamo ricevuto nel battesimo e anche nel sacramento della Cresima. È lo Spirito Santo. La nostra unità non è primariamente frutto del nostro consenso o della democrazia dentro della Chiesa o del nostro sforzo di andare d'accordo, ma viene da Lui, che fa l'unità nella diversità, perché lo Spirito Santo è armonia, sempre fa l'armonia nella Chiesa, è una unità armonica in tanta diversità di culture, di lingue e di pensiero. È lo Spirito Santo il motore. Per questo è importante la preghiera, che è l'anima del nostro impegno di uomini e donne di comunione e di unità. La preghiera allo Spirito Santo perché venga e faccia l'unità nella Chiesa. Chiediamo al Signore: Signore, donaci di essere sempre più uniti, di non essere mai strumenti di divisione. Fa che ci impegniamo, come dice una bella preghiera francescana, a portare l'amore dove c'è l'odio, a portare il perdono dove c'è offesa, a portare l'unione dove c'è discordia. Così sia.